troverebbe un altro adiuvante o un altro componente che crea chissà quali problemi. Allora, l'alluminio nei vaccini c'è ovviamente, non in tutti. La maggior parte dei dati sui rischi dell'alluminio riguarda la via principale di esposizione, che è quella alimentare. L'alluminio è contenuto in moltissimi alimenti. L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ha stabilito in 1 mg per chilo di peso corporeo la dose settimanale tollerabile, la quantità media che può essere assunta per tutta la vita. Il lattante ingerisce alluminio con latte materno e con latte artificiale. Se uno vaccina un bambino come da calendario, il bambino riceve nel primo anno di vita meno di 3 mg. Questo è un altro discorso squalene che riguarda più i vaccini anti-influenzali, ne parlerà qualcun altro. Sempre sul sito Comilva leggo questa notizia: dramma a Ragusa, morto un bimbo di 2 mesi dopo la vaccinazione. La FIB, dopo l'autopsia, dice: referto dell'autopsia al lattante deceduto dopo la vaccinazione. Il decesso è avvenuto 10 giorni dopo la vaccinazione e i sintomi che hanno portato al ricovero uno discompenso cardiaco. Il bambino aveva di fatto una cardiopatia congenita. Però i giornali hanno dato molto risalto alla notizia del decesso da vaccino e nessun giornale ha pubblicato la notizia del referto dell'autopsia. Altro sito che ho trovato, terranuova.it, qua compare la domanda: ma i vaccini sono davvero efficaci? E dice: più che i vaccini e gli antibiotici, addirittura mettiamo in discussione anche quelli, le statistiche ufficiali dicono che a ridurre la mortalità delle maggiori malattie infettive sono i cambiamenti in fatto di igiene. Queste sono le statistiche ufficiali e l'Istat, e vediamo che a fine 800, primi 900 sicuramente avevamo condizioni igieniche scarse e migliaia di bambini che morivano per malattie infettive. Negli anni 60-80 le condizioni igieniche erano buone, eppure abbiamo ancora centinaia di morti. Negli anni 2000 le condizioni igieniche sono buone, ma abbiamo alle spalle 50 anni di esperienza vaccinale e le morti sono drasticamente diminuite. Questo è un sito invece pro vaccinazioni, mi pare già molto più chiaro. Intanto qua abbiamo un responsabile, un comitato direttivo, un comitato scientifico, tutti quanti sono contattabili tramite mail. Sul sito non troviamo soltanto notizie di come fanno bene i vaccini, di come sono preparati bene, ma troviamo anche vantaggi e rischi alle vaccinazioni, i pro e i contro. E qui per esempio alla voce vantaggi e rischi: se con la definizione di vaccino sicuro intendiamo un prodotto che è totalmente esente da effetti collaterali, allora nessun vaccino è sicuro al 100%, esattamente come nessuna attività umana è sicura. Se invece per sicuro si intende un vaccino che solo molto raramente o eccezionalmente può provocare effetti collaterali seri e tuttavia sono considerati accettabili proprio perché il vaccino difende da un pericolo più grande rappresentato dalla malattia, allora siamo di fronte a una definizione più aderente alla realtà. Mi pare più onesto come approccio questo. Qua abbiamo i pro e i contro, ci sono diversi articoli pubblicati con chiaramente le referenze delle persone che hanno scritto questi articoli. C'è un accenno alla sentenza di appello di Bologna che ha ribaltato la sentenza di Rimini che tutti quanti continuano a portare per il discorso autismo e MPR. Questo invece è un sito diverso, è un sito non istituzionale, è un sito creato da mamme e genitori, insomma, di bambini deceduti per meningite e si chiama proprio Liberi dalla meningite. Anche in questo caso abbiamo il nome del presidente, del vicepresidente, il segretario, anche questo è molto chiaro. La madre, la fondatrice, presidente del Comitato Nazionale contro la Meningite, la mamma di una bambina che è morta per meningite appunto, dice: vaccini e vaccinazioni, è necessaria un'informazione più puntuale anche sul web. La conclusione è che quando si naviga in rete bisogna cercare di capire quali siti sono attendibili, bisogna chiedersi se c'è un responsabile del sito, se è chiaro lo scopo del sito, se il responsabile e i consulenti sono contattabili, se ci può essere un conflitto di interessi, se sul sito ci sono notizie o evidenze scientifiche, se le notizie sono valutate da esperti con delle credenziali dimostrate e se si distinguono i fatti dalle opinioni.
Questo è il giornale di oggi. Un bambino ricoverato per meningite, non era vaccinato, una meningite da emofilo, e questa si commenta da sola. Grazie, dottoressa.